E rieccoci in studio con il TG di Treviso. La politica, ora primarie oggi a Montebelluna. È stato scelto il candidato sindaco per il centrosinistra, è Loreno Miotto del PD. I seggi sono stati aperti alle 7:30 a Montebelluna. Si sono svolte ieri le consultazioni, così come le hanno chiamate, perché rispetto alle primarie, oltre alla scelta del candidato sindaco, è stata posta anche la domanda sui temi importanti per la città. Ed è Loreno Miotto del PD a correre per la poltrona di primo cittadino, che ha vinto ottenendo 220 preferenze davanti a Ilaria Torresano 86 e Claudio Franco 34 preferenze. È stata un'esperienza straordinaria di partecipazione. E come ho sempre detto, eravamo e continuiamo ad essere una squadra e siamo molto motivati per il prossimo appuntamento, quello più importante delle elezioni, e speriamo davvero di dare una vita nuova a questa città. Grazie a tutti quelli che sono venuti qui a votare e dare un forte segnale a questa città. Dunque il centro-sinistra a Montebelluna ha deciso. Ricordiamo che la coalizione, che si chiama Montebelluna Insieme, è composta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, Europa Verde e Tre Civiche, l'altra Montebelluna, Progetto Comune per Montebelluna e Onda Civica. Rimane ancora da sapere chi sarà invece il candidato del centrodestra, che ha annunciato di correre compatto. Già la prossima settimana dovrebbe uscire il nome. E continua a far discutere la spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, destinata ad avere ripercussioni anche a livello locale. Sentiamo nel prossimo servizio il commento di Giancarlo Gentilini, che bacchetta anche il segretario Salvini, ammonendo il centrodestra per le amministrative di Montebelluna e Conegliano. Spariranno dalla scena politica. Drastico come sempre il pronostico di Giancarlo Gentilini sul futuro del Movimento 5 Stelle. Dall'alto dei suoi quasi 92 anni, in gran parte passati tra Democrazia Cristiana e poi in Lega, analizza così il movimento di Beppe Grillo. È stata una manifestazione di rivolta, ma senza fondamento. Si sono soltanto appoggiati su nomenclature senza arte né parte, e logicamente questa è la fine. Movimento di protesta come la Lega degli Albori? Facciamo ridere i sassi. La Lega del 90 era un movimento di popolo che conosceva gli obiettivi da raggiungere. E a proposito di Lega, è inevitabile la punzecchiatura al segretario Salvini. Credo che la Lega attuale debba avere rispetto di questa Lega del 1990. Perché io non tollero che spariscano gli emblemi, i segnali, Giussano, il Leone di San Marco. Gentilini non crede che il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega nei sondaggi duri a lungo. Se la Lega mantiene il credo di Gentilini, Dio, patria e famiglia, non c'è nessun pericolo. La Meloni fa la sua strada. Logicamente ci vorrà un accordo per vincere le elezioni, ma non ci si diluisce in altri partiti. Quindi no anche all'idea berlusconiana di un partito repubblicano sullo stile americano, sì invece ad accordi soprattutto per le amministrative di autunno. E qui Gentilini spara a zero sia su Fabio Chies a Conegliano che su Elzo Severin a Montebelluna. Io credo che certi personaggi abbiano fatto la loro storia. Quindi ho bisogno di linfa giovane, linfa che porti avanti gli ideali della razza Piave, perché qui siamo in razza Piave, sia ben chiaro. Non mi interessano le altre razze, a me interessa la stirpe del Piave, e quindi sia a Conegliano sia a Montebelluna io ho bisogno di un cambiamento generazionale. Parliamo ora di uno dei prodotti tipici del nostro territorio che ora è a rischio, è la casatella trevigiana, che da DOP risente della continua chiusura delle stalle e quindi della sempre più ridotta produzione di latte di marca, elemento essenziale nel disciplinare della denominazione di origine. La casatella è in pericolo, visto che chiudono tutte le stalle che dovrebbero produrre questa DOP. Ma speriamo vivamente di no su questo.
però che la tenuta degli allevamenti sia messa in discussione, questo sì. È in pericolo una delle chicche della nostra produzione lattiero-casearia. Arriva a dirlo l'assemblea dei soci del consorzio che raggruppa i marchi storici del nostro territorio, dal caseificio del Piave Tomasoni a quello Montegrappa, dalla letteria di Sant'Andrea a quella di Soligo, tutti riuniti lungo il Sile a Santa Cristina per discutere il bilancio, ma soprattutto per stabilire una strategia per il futuro che dal punto di vista delle stalle si preannuncia sempre più nero. L'anno scorso a marzo gli allevatori si sono ritrovati con 4 centesimi in meno, non sono ancora recuperati. Ti dico un'altra cosa, 25 anni fa il prezzo del latte era superiore a quello attuale, per cui prova a immaginare con l'aumento dei costi di produzione, la soia, il mais e quant'altro, come possa un allevatore sentirsi soddisfatto del momento. Nonostante le quantità di latte conferito, poco meno di 80.000 quintali l'anno, che si trasforma in quasi 12.000 quintali di prodotto suddiviso in 650.000 forme tra grandi e piccole, con un fatturato stimato di 9.500.000 euro l'anno, la Casatella Trevigiana non può sostenere l'intero comparto lattiero-caseario di Marca. Va da sé che bisogna cambiare il sistema di tutela del prodotto trevigiano e veneto, difendendolo dalle incursioni del latte estero che arriva a prezzi stracciati grazie in genere a minori controlli sanitari e a un diverso costo del lavoro. Perché c'è un momento, un black event, che uno è costretto a dire basta, non ce la faccio più, perché poi subentrano le banche, subentra l'indebitamento, perché uno non può immaginare di avere le vecchie 1.000 lire e vendere, e allora spende 1.000 per produrre e poi vende il latte a 900 lire, no? Che possiamo dire da €1 a 90 centesimi. Io credo che non c'è un'azienda che possa resistere. Puoi andare avanti 6 mesi, puoi andare avanti 8 mesi, ma poi ti devi arrendere, questo è il problema. La scuola ora, come da tradizione, gli alunni di terza media dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave hanno lanciato in aria il tocco, ecco, lo stiamo vedendo nelle immagini, quindi il cappello che segna la conclusione del primo ciclo di studi. Ieri la cerimonia della consegna dei diplomi di terza media che si è svolta presso la residenza per anziani Gianni Marina. Ringrazio i ragazzi e le famiglie, ha dichiarato il sindaco Paola Roma, per aver affrontato un altro anno scolastico con senso di responsabilità. Mi auguro che i sacrifici fatti permettano di iniziare il prossimo anno in una ritrovata tranquillità e serenità. Ed ora siamo alla consueta rubrica della domenica dedicata agli oggetti della nostra storia. Questa sera raccontiamo quello che era una sorta di rito di fine giugno fatto d'acqua e d'albume d'uovo. Vediamo. Scintilla nell'acqua attraversata dal primo sole di fine giugno la barca del San Piero. Pur immersa, sembra navigare con quella vela aperta al vento. Buon auspicio per il resto dell'anno e non solo. Questa tradizione della barca di San Piero, che cos'è? È una tradizione che veniva fatta dalla notte dei tempi per vedere le previsioni del tempo. Un rito della nostra ruralità, quando la fame e la miseria, o al contrario la festa, la tavola imbandita e magari qualche capo in più in stalla, venivano decisi dal raccolto di frumento e a seguire del mais, fino alla vendemmia e al vino. Ecco perché anche dalle vele di un simbolo si cercava l'auspicio. La tradizione vuol che a notte tra il 28 e il 29 giugno si facesse a barca di San Piero. Si ciappava un vaso pieno di acqua, si buttava dentro la ciara di un uovo e come per magia saltava fuori una barca a vea. A seconda di come che veniva fuori, il lascia il pronostico. Se aveva tanti alberi e vee, verte, bei giornali. Se invece si vedeva poche vee, piova. Del resto San Piero è tra gli apostoli forse quello in cui la civiltà contadina si identificava maggiormente, con quel suo essere a volte brusco e impulsivo, poi anche falso e peccatore, ricordato ad ogni canto del gallo, ma anche il più importante per via delle chiavi e come fondatore della Chiesa. Piero era un pescatore e fin dal Medioevo il culto del santo era diffuso tra i marinai. Va da sé che qui arrivò dalla nascente Venezia attraverso il Sile, il Piavone e il Livenza e con lui anche la terribile madre a cui ancora oggi la tradizione associa i forti temporali estivi e le tempeste come rappresaglia di una donna finita all'inferno che ha il figlio in paradiso. Ma San Piero è anche una festa per i più piccoli, perché quando le sagre erano semplicemente il ritrovarsi tra famiglie sulla stessa aia, i dolcetti arrivavano esclusivamente dalla natura. Dopo a metà di giugno, che era anche i peretti di San Piero,
piccoli, grossi come Nannosa, Sai e Dolci. Piccole pennellate di tradizione che ci riportano alle nostre radici contadine, fatte di cose semplici con un pizzico di mistero, come il bianco albume che si trasforma in una notte d'estate, in mezzo alla rugiada del sole nascente, nella scintillante barca del San Piero. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. La perturbazione giunta nel weekend scivola verso i Balcani, la pressione atmosferica torna ad aumentare e dunque sul nostro territorio torna il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 5 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, l'anticiclone riconquista il nostro territorio, la settimana dunque inizia con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature in graduale ripresa, minime tra 17 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, in mattinata avremo qualche residuo piovasco, dal pomeriggio tanto sole ovunque. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo isolati acquazzoni sui settori di confine e sarà più soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate